Bene, eccoci con Andrea Scramuncin. Dicevo prima una partita che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca a noi tifosi, un 1-1 che ci va molto stretto. Come l'avete vista voi e come ne uscite come spirito dopo una partita così? Secondo me non abbiamo fatto una grandissima partita, non abbiamo giocato molto bene, creato sì tante occasioni, però tanta confusione oggi. Alla fine forse è giusto anche il pareggio, loro si sono difesi molto bene. Hai dato una lettura un po' diversa da quello che ho sentito, però è giusto così, tu eri sul campo e l'hai vista alla tua maniera. Prima del rigore sbagliato, pensavate comunque di riuscire a portare a casa il risultato? Ma sì, ma alla fine stavamo premendo, insomma sembrava che potessimo fare gol da un momento all'altro. E poi è andata così, sappiamo tutti com'è andata. Vabbè, insomma, è sempre un punto. È sempre un punto, muoviamo la classifica. Il positivo è che insomma il gioco c'è. Andando sulla tua prestazione individuale e anche in prospettiva per le prossime partite, sei in forma, ti vedi bene, che voto ti daresti? Ma sono moderatamente soddisfatto di oggi, insomma, si può sempre migliorare, si può far meglio. Sono stato fuori tra una cosa e l'altra 2 mesi, tra rinvii, una squalifica e l'infortunio. Adesso pian piano cerco di riprendermi, insomma. Perciò anche tu sei ottimista. Sì, ma sempre. Bravo, Bene, Scramuncin, grazie, bravo. ciao.